Sottoscrivo al 1000 per 1000 il manifesto politico di Zaia. Siamo in tantissimi però a sperare che ora venga realizzato veramente. Ad oggi infatti tutte le persone che la pensano come lui sono state messe nella condizione di non nuocere alla linea ufficiale. Le ultime elezioni regionali e le decisioni prese a oggi in Veneto sono lì a dimostrarlo. Il post di Alberto Villanova è lo scenario di una Lega in subbuglio. Il primo grattacapo politico da governatore per Alberto Stefani prende la forma di quel Luca Zaia dal quale ha ricevuto il testimone per Palazzo Balbi e quello simbolico del Panevin di Arcade. Perché se è vero che lo stesso Stefani sembra benedire i punti del manifesto che Zaia ha affidato al Foglio, è altrettanto vero che il partito, anche e soprattutto in Veneto, discute e rumoreggia non poco. Andiamo con ordine. Sul quotidiano diretto da Claudio Cerasa, l'ex governatore mette in fila 5 punti per una nuova destra che sia liberale, che si svecchi, che guardi oltre. Autonomia, sicurezza, soprattutto sociale. Qui una presa di posizione chiara su fine vita, diritti civili e integrazione. Per molti nulla di nuovo rispetto a quanto già detto in passato da Zaia, ma certo nella forma di una dichiarazione nettamente politica che sembra voler indicare una nuova via. In poche ore arrivano le prime reazioni. Mentre da via Bellerio Salvini resta in silenzio, è Roberto Vannaccia a esprimersi lapidario. Zaia non è il mio riferimento. Parole e musica di uno dei 2 vice segretari federali del Carroccio. L'altro appunto è Stefani, che in serata ad Arcade commenta le parole di Zaia come un intervento di spessore perché rilancia temi cruciali per le sfide del futuro. Sono idee che fanno parte del patrimonio politico e culturale del nostro movimento, tra l'altro alcuni accenti sul tema demografico, sul tema sociale fanno parte del cuore del nostro programma di governo. Ma Radio Lega racconta in queste ore di divisioni profonde nel partito. Il post di Villanova è una cartina di tornasole. L'altra parte in queste ore Cicchi nel Carroccio parla di semplice rancore perché è stato tenuto fermo alle regionali e non la manda giù. E molti mettono nel bersaglio lo stesso Zaia. Voce ricorrente, quel manifesto ha destabilizzato, cosa ha intenzione di fare? Negli anni Zaia non ha certo vinto né ha ottenuto consenso parlando di fine vita, immigrazione o unioni civili, né certo ha mai posto questi temi al federale quando avrebbe potuto farlo. Stesso pensiero per chi la diatriba la guarda da fuori, il centro-sinistra. Io mi ricordo bene quando Zaia, su un tema importante che era il tema del fine vita, adottò delle posizioni che erano evidentemente in contrasto con quelle sia di Vannacci sia di Salvini stesso. Come non è riuscito quella volta da presidente della regione con un consenso vastissimo e con anche una maggioranza vastissima in regione a rendere maggioritaria quella posizione all'interno di un consiglio regionale in cui aveva il 70% dei consiglieri, riuscirà adesso dentro la Lega da presidente del consiglio regionale a far diventare quel manifesto qualcosa di più? Lui ci scommette. Non so se ci scommetta per una candidatura a una leadership nazionale, credo più che altro ci scommetta per marcare una posizione e dire ci sono anch'io, ci sono anche le mie idee. Un sasso nello stagno